Tutto iniziò anni fa a Io Canto, ma quel palco era solo sperimentazione, slancio, sogno poggiato sul desiderio di gridare alla vita attraverso la musica. Leggerezza fatta di note che quando si intrecciano alle sfumature interpretative incasellano atmosfere magnetiche. A Io Canto avevo 13 anni, è stata per me un'esperienza, la prima esperienza in un contesto televisivo che non avevo mai conosciuto in prima persona. Poi niente, sono cresciuta, ho fatto delle bellissime esperienze conoscendo grandi artisti lì in TV e poi ho continuato per la mia strada, sempre ascoltando musica, andando avanti con la mia ricerca personale e musicale. Questa è Celeste, una 19enne siciliana acqua e sapone che davanti al microfono crea pensieri ritmati con voce sofisticata a uso e consumo di un pubblico trasversale, sempre in cerca di un punto in equilibrio tra tradizione ed evoluzione del sound. C'è stata la possibilità di lavorare a questo progetto e allora è nato questo album. Però è il lavoro di tanti anni perché racconta un po' quello che sono io in diverse sfaccettature. E niente, da quest'anno e lo scorso anno abbiamo lavorato in sala di registrazione, ci siamo dedicati veramente a questo disco e con me hanno lavorato persone bravissime che io ringrazio davvero tantissimo perché un po' mi hanno trasferito la loro esperienza. Non ti posso dire che sul mio album c'è un tema conduttore, c'è di tutto, c'è varietà, c'è dal rock al jazz al funk, c'è un po' di tutto, il samba e sono tante cose che mi appartengono. Io amo la musica brasiliana, io amo il funk, io amo il rock, quindi mi racconta in diverse sfaccettature ed è per questo che noi l'abbiamo chiamato diario musicale. Allora, i miei obiettivi futuri sono continuare ad andare avanti più che posso. Per me, io sono felice quando mi dedico alla musica. Per me la cosa più bella sarebbe continuare sempre di più in questo mondo. Mi piacerebbe essere sempre più impegnata in questo. Per me sarebbe la cosa più bella. Questo è il mio sogno. Un vero e proprio diario musicale, quello della giovane vocalist, che racchiude con distacco interpretativo la sua dimensione acustica in un mix di generi e stili e che ha visto la collaborazione di tantissimi professionisti che hanno incorniciato una voce dal timbro limpido e già matura.